Ad Agrigento si ritorna a parlare di sommorgenza, ma non dell'inchiesta che nel 92 provocò un terremoto politico-giudiziario al comune, ma della procedura che è stata individuata ieri a Palermo nel corso di un vertice per i primi lavori cosiddetti provvisionali che riguardano il viale delle Dune a San Leone, sempre più a rischio crolli. Nel giro di pochi giorni prima c'è stato il cedimento di un muretto e poi di una parte del marciapiede con danni ad un noto stabilimento balneare. E così ieri attorno ad uno stesso tavolo si sono seduti i vertici del Genio Civile, dirigenti dell'assessorato regionale lavori pubblici per discutere di progetti e soprattutto di fondi da reperire. Alla fine è stato deciso, per superare gli ostacoli burocratici e soprattutto i tempi, di dare corso alla procedura straordinaria della sommorgenza. Eppure un tempo i soldi c'erano, qualcosa come 2 milioni di euro per il ripascimento della costa di Viale delle Dune, ma furono dirottati per il centro storico. E nel dibattito sulle cause dell'erosione interviene il circolo Rabat di Legambiente, per il quale la questione non è solo legata al tratto di costa compreso tra la terza e la quarta traversa, ma anche al lungomare di Lido Cannatello e lungo tutto il tratto di costa compreso tra la foce del fiume Naro e Punta Bianca. Per Legambiente occorre che la spiaggia sia liberata dai frangiflutti e dunque è necessario effettuare un investimento di risorse costante nel tempo, tale da garantire alle spiagge il materiale sedimentario necessario a mantenere l'equilibrio. In altre parole, si legge ancora, sarà necessario effettuare dei ripascimenti periodici. Risulta pertanto prioritario, prosegue l'associazione ambientalista, effettuare interventi tampone per scongiurare immediati ulteriori crolli, ma allo stesso tempo avviare una progettazione che preveda la salvaguardia del tratto di costa, conservandone l'integrità paesaggistica.